Inizia oggi Equinews, il notiziario interamente dedicato al mondo dei cavalli, tutti gli appuntamenti e le curiosità del settore. Nel 2020 il Covid ha fermato lo sport, l'equitazione invece ha visto un'impennata di nuove iscrizioni. Febbraio mese ricco di concorsi, eventi e stage con ospiti di caratura internazionale organizzati da FISE Veneto. A tu per tu con Michelle Robert, un progetto di alta formazione per tecnici e atleti veneti con il celebre istruttore e cavaliere. L'intervista a Francesco Zazza, tra i migliori tecnici di dressage del panorama italiano. Il benessere del cavallo al primo posto, l'importanza dell'alimentazione e la cura dei traumi. Conosciamo i nostri sponsor. Al via il trofeo multidisciplinare 2021, 3 gli appuntamenti veneti in vista delle Poniadi. Gli eventi del mese di marzo tra competizioni, formazione e stage. Cari amici, ben ritrovati. Oggi vi presento la nuova iniziativa che il Comitato Regionale Veneto ha ritenuto di assumere. Questa è un'iniziativa particolare perché è rivolta a tutti e ha la finalità di manifestare e rappresentare argomenti e video di interesse generale, ma anche di massima utilità per quello che è lo svolgimento dell'attività dei tecnici, dei cavalieri e di tutto l'ambiente circostante. Daremo quindi spazio con delle rubriche specializzate a vari argomenti, daremo spazio alle iniziative, alle manifestazioni che voi stessi, collaborando con il Comitato Regionale Veneto, intenderete evidenziare e sottoporre alla nostra attenzione. E daremo anche, come giusto che sia, spazio alle aziende e agli sponsor che sostengono, come ben sapete, l'attività del Comitato Regionale Veneto. E quindi vi auguro un buon ascolto. Ciao a tutti! Benvenuti alla prima puntata di Equinews, il notiziario interamente dedicato al mondo dei cavalli. Nel 2020 il Covid ha fermato lo sport, una battuta d'arresto che ha fortemente penalizzato le strutture sportive, ma soprattutto bambini e ragazzi. Dal settore equestre arrivano invece notizie incoraggianti e in controtendenza. Aumenta infatti il numero dei praticanti. È passato poco più di un anno da quando il Covid ha rivoluzionato la vita di tutti. La chiusura prolungata ha messo in ginocchio molti settori e se da una parte tante attività sportive hanno risentito di lunghi mesi di stop, dall'altra gli sport equestri non si sono fermati nemmeno durante il lockdown più duro. Ecco che totalmente in controtendenza rispetto ad altre discipline, l'equitazione ha visto un'impennata di nuove iscrizioni, un vero e proprio boom di praticanti. Complice anche il fatto di poterla svolgere all'aria aperta. Il rischio di contagio tende a zero. Uno studio del Politecnico di Torino infatti include l'equitazione tra gli sport più sicuri in un 2020 segnato dalla pandemia. Sempre più bambini e ragazzi hanno dunque scelto di avvicinarsi ad un'attività straordinaria e dai numerosi benefici, ma anche molti adulti per la prima volta hanno scoperto la bellezza di entrare in maneggio e instaurare un legame con il cavallo. Quando la relazione con questo animale meraviglioso e maestoso diventa uno speciale affiatamento, è davvero capace di donare una forte armonia psicofisica ed energetica. Spazzolare la criniera, accarezzare il manto, prendersi cura con gentilezza permette di costruire e accrescere la fiducia reciproca tra uomo e cavallo, per divertirsi e stare bene in tutta sicurezza. Un'attività non di pochi ma per tutti, che include e insegna valori sociali importanti. Vediamo ora i principali concorsi che si sono tenuti nel mese di febbraio, gli eventi e le notizie dal mondo equestre. Il campionato d'Italia indoor per squadre regionali ha consacrato un Veneto fortissimo. Domenica 7 febbraio al centro ippico Lo Scoiattolo a Pontedera in provincia di Pisa i nostri atleti hanno fatto il pieno di successi. La medaglia d'oro a squadra è stata conquistata da una formidabile rappresentativa Children. Quella d'argento ha visto protagonisti gli juniores con lo stesso punteggio della squadra vincitrice. Nella graduatoria individuale spicca la bellissima affermazione di Alessia Marioni nella categoria Seniores Sport. Non solo gare, ma anche interessanti appuntamenti organizzati da FISE Veneto. Lo scorso 15 febbraio, negli impianti della Scuderia del Santo di Padova, il noto cavaliere e tecnico Natale Chiaudani ha tenuto uno stage dedicato a Young Rider, Seniores, Tecnici e Ambassador. A breve ci sarà una seconda data di questo importante appuntamento.
Ancora formazione, sabato 27 e domenica 28 febbraio presso lo Sporting Club di Somma Campagna in provincia di Verona si è svolto uno stage con il tecnico Hannes Weitlaner. Il driver di caratura internazionale ha illustrato tutte le peculiarità della disciplina degli attacchi. Il 27 febbraio al campo sportivo di Fiammes si è disputata Italia Polo Challenge Cortina. La Perla delle Dolomiti ha ospitato la tappa del torneo itinerante con lo scopo di far avvicinare e far conoscere l'affascinante gioco del polo ad una sempre più vasta platea. Infine una bella storia. Fise Veneto ha contribuito al salvataggio di diversi asini, muli e poni sostenendo l'acquisto di fieno. Sequestrati dalla Guardia Forestale in un alpeggio in Valle d'Aosta, gli animali erano gravemente denutriti e abbandonati. Ora sono stati adottati da alcuni tesserati Fise Veneto, mentre i più gravi sono stati affidati alla scuderia Ippocampo di Giulia Pulcini in provincia di Brescia e grazie ad amorevoli cure e buon cibo stanno bene. Si è concluso il progetto di alta formazione per tecnici e atleti veneti con uno dei più famosi cavalieri ed istruttori al mondo, Michel Robert. Un'opportunità unica vista la partecipazione anche di altre figure di spicco del panorama italiano ed internazionale. È uno dei migliori cavalieri e tecnici del mondo con una lunghissima carriera fatta di innumerevoli medaglie e successi. Michel Robert trasmette tutto il suo infinito patrimonio grazie al progetto webinar A tu per tu con Michel Robert, fortemente voluto dalla presidente di Fise Veneto Clara Campese e da Vittorio Garrone, fondatore del Team Wow. Michel Robert ha dedicato la sua vita all'equitazione nel rispetto e nell'armonia con il cavallo. Il metodo da lui inventato e che porta il suo nome non è solo tecnica equestre, ma abbraccia un'ampia filosofia di vita insieme all'animale. Grande esperienza e forte sensibilità raccontati nei 4 incontri formativi che hanno visto il campione francese dispensare consigli pratici ma anche esercizi per migliorare nel campo di gara. L'azione è facile per tutti, ma far niente, zen completamente zen, tranquillo dalla sua testa, senza azione, solo osservare il suo corpo e il cavallo per 1 minuto, ma è molto difficile. Deve provare anche questa cosa. Valori di rispetto, amore e disciplina condivisi anche dagli ospiti che hanno partecipato di volta in volta agli incontri. Il cavallo deve uscire dal percorso, come dice Michel Robert, che ti parla, io dico invece col sorriso, nel senso che non deve aver compiuto degli sforzi superiori alle proprie possibilità. Logicamente quando si parla di un percorso di Coppa del Mondo siamo ai massimi delle altezze, quindi gli sforzi ci sono, però bisogna cercare di preservare il cavallo. La collaborazione con Michel Robert proseguirà nei prossimi mesi con una serie di stage formativi alla scuola del grande campione, con la previsione anche di istituire alcune borse di studio. E devo dire che nel rapporto con il cavallo, ma soprattutto negli insegnamenti di Michel Robert, si trovano tanti insegnamenti che aiutano anche ad affrontare meglio le difficoltà della quotidianità e della vita. Ed ora l'intervista a Francesco Zazza, cavaliere e tecnico che segue il settore del dressage della Fise Veneto. L'abbiamo incontrato al circolo ippico Il Casale in provincia di Treviso, dove ha tenuto un interessante stage. Francesco Zazza, punta di diamante nella disciplina del dressage, ha iniziato quest'anno la collaborazione con Fise Veneto. Nutrita l'agenda di appuntamenti stage per dare l'opportunità a tutti i binomi di migliorare il proprio lavoro con esercizi mirati. Lavoro in piano sempre a livello multidisciplinare per tutte e 3 le discipline, in modo da creare una cultura equestre a 360 gradi, quindi coinvolgendo anche le altre discipline dell'equitazione. Il lavoro in piano è alla base di tutte le discipline. Ecco perché è fondamentale lo sviluppo tecnico in tutti i comparti, dressage in primis, ma anche salto ad ostacoli e completo. Nel mese di febbraio si sono svolti già 2 incontri, allo Sporting Club Paradiso di Somma Campagna e al centro ippico Il Casale di Trevignano. Tanta partecipazione ed entusiasmo, grazie anche alla simpatia e alla competenza di questo eclettico cavaliere. Direi che sono tutti ragazzi volenterosi, con voglia, ascoltano, ottimi istruttori che stanno dietro a tutto e sono molto attenti alla progressione del lavoro. Per garantire una crescita completa degli atleti è stata inoltre avviata una collaborazione con la dottoressa Olimpia Guazzo, psicologa dello sport. L'obiettivo è perfezionare gli aspetti mentali che influenzano la pratica sportiva e
agonistica nelle discipline equestri. Un'ottima collaborazione, nel senso che lei riesce magari a sviluppare uno spirito di squadra, capire quali sono poi i vari timori, le varie preoccupazioni dei ragazzi, soprattutto all'inizio di una carriera sportiva, che insomma è un buon servizio che offre sicuramente il Comitato Regionale Veneto. Insomma, nessun aspetto viene tralasciato nella preparazione del cavaliere, che deve essere completa in tutte le discipline olimpiche. L'alimentazione del cavallo è fondamentale per mantenere in salute l'animale. Guidolin, azienda di Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, ha studiato una gamma completa di alimenti per ogni tipologia di cavallo e di attività sportiva. In particolare la linea Waffer-Fioc è il risultato di una moderna tecnologia di produzione. Conosciamola insieme. Foraggio, erba medica e cereali fioccati, tutto insieme. Il risultato finale si presenta sotto forma di un cubetto di sostanze pressate. È il Waffer-Fioc. Insomma, tutto in uno, semplificazione massima per soddisfare il bisogno specifico del cavallo e mantenerlo sano. È l'idea di Gianni Guidolin, fondatore dell'omonima azienda Piazzola sul Brenta, ed è proprio lui ad accoglierci e guidarci nello stabilimento, mostrando passo passo le fasi produttive di un alimento completo e facile da assimilare per l'animale. Materie prime ottime, sicure e di altissima qualità. Si parte dal foraggio e poi miscelando assieme tutti gli altri componenti che vanno a fare la formula del prodotto finito, che sono i cereali fioccati, le leguminose, mais fioccato, orzo, avena, semi di soia, che poi integrali, che anche questo è un ottimo alimento per il cavallo perché gli dà molta energia. La grande svolta sta anche in questo, la fioccatura, ovvero la cottura a vapore dei cereali, un procedimento che consente di migliorare le caratteristiche organolettiche degli alimenti stessi. Il risultato è una perfetta bilanciatura nutritiva, niente polvere, praticità di somministrazione. Ma soprattutto l'equilibrio dell'alimentazione giornaliera, perché se uno prende del fieno, gli dà del fieno al suo cavallo e poi gli dà un mangime così, però senza essere dosato, equilibrato, giusto, tutti i giorni, logicamente all'andare con la lunga il cavallo poi ne risente. Nulla è lasciato al caso e il procedimento, pur svolto quasi totalmente in maniera meccanica, è supervisionato da una tecnologica cabina di regia e del resto tutto l'impianto per la realizzazione di Waffer-Fioc è il frutto dell'ingegno. È nata anche una collaborazione con l'Università di Padova e con i veterinari. Adesso stiamo elaborando altri 2 prodotti nuovi che verranno messi sul mercato fra un paio d'anni, perché vi ricordo che da quando si pensa di fare un prodotto e arrivare a metterlo sul mercato, fra individuare le materie prime, fare i test, per avere un buon test minimo ci vogliono 6 mesi, minimo 6 mesi, ma se un anno ancora meglio. Insomma, una costante ricerca che tende al perfezionamento e all'innovazione. Al via il trofeo multidisciplinare 2021. Saranno 3 gli appuntamenti veneti per la selezione e la preparazione in vista delle Poniadi. Sentiamo ora l'intervista a Giulia Borsato, promotrice del progetto, in collaborazione con Caterina Zilio. Questo è il 6° anno del trofeo. Quest'anno avremo partnership con il Dipartimento di Completo per quanto riguarda il promotion eventing e inseriamo il circuito scuola jump. Il circuito scuola jump è basato su salto ostacoli, mentre il multidisciplinare, come dice il nome, coinvolge sia gare di dressage che di salto, di avviamento, e invece il circuito scuola jump vuole avanzare un po' la richiesta del Dipartimento e del Comitato regionale sulla comunque ricerca anche di ragazzi giovani per la partecipazione alle Poniadi, che è la cosa fondamentale di quest'anno. Ed ora un'assoluta novità nel settore equestre. Equitech, una particolare crema ad altissima concentrazione di arnica adatta alla muscolatura e alle articolazioni dei cavalli. Un prodotto naturale ideale per lenire i dolori dell'animale, ma anche per un trattamento quotidiano.
Il cavallo è un atleta a tutti gli effetti e come ogni professionista merita attenzioni e cure. Accompagnare gli allenamenti più intensi e gli sforzi da competizione con dei prodotti specifici e di alta qualità permette di prevenire gli infortuni che potrebbero compromettere la carriera agonistica. Da questa necessità, dopo una fase di ricerca in laboratorio e di testing, è nato Equitech, un prodotto totalmente naturale ed efficace a base di arnica montana senza alcuna controindicazione per l'animale. Ho sempre apprezzato la sua non superficialità, quindi ero sicura che avrebbe studiato, approfondito, sperimentato e infatti il risultato è assolutamente in linea con le aspettative. Il prodotto che ne è venuto fuori è un prodotto che ha più possibilità di applicazione, per cui non solo nella cura delle patologie traumatiche sportive che purtroppo i nostri cavalli accusano, ma anche nella prevenzione. Questi sono i due aspetti che noi appunto vogliamo fondamentalmente curare. L'arnica è un antinfiammatorio, antidolorifico e antisettico. Le sue proprietà benefiche si sono rilevate ottimali nel trattamento di dolori muscolari, traumi e infiammazioni nel cavallo. Il principio attivo ad alta concentrazione in Equitech è secco e non diluito. La formulazione in gel permette la facile applicazione e un'efficacia prolungata. Le formulazioni che abbiamo pensato sono due, una Day to Day e una Pro Action. La formulazione Day to Day serve a una concentrazione leggermente inferiore per ottimizzare la guarigione dei microtraumi che il cavallo affronta durante i periodi di allenamento intenso o durante i periodi di gara, ed è associata all'olio di timo che, provocando una vasodilatazione, permette un assorbimento ancora maggiore del principio attivo. Invece la linea Pro Action è pensata in seguito al trauma acuto sportivo e ha un principio attivo ancora più concentrato della linea Day to Day. Un prodotto che, essendo naturale, risulti assolutamente doping free e permetta l'utilizzazione in campo sportivo senza andare incontro a situazioni illegali. L'azienda sostiene i valori del rispetto della natura e dell'animale, promuovendo la filiera del riciclo e proponendo ai clienti di raccogliere le confezioni usate, offrendo in cambio degli sconti. Marzo è un mese particolarmente ricco di eventi. Prima tappa del progetto Sport Dressage Fabio Mangilli il 6 e 7 marzo all'Equipolis Tiziana di Portogruaro. In concomitanza, prima tappa anche per il progetto Sport Colonnello Nava il 6 e 7 marzo al Circolo Ippico del Cristallo di Casale sul Sile. Lunedì 8 marzo un interessante webinar con Franco Giani e Luca Moneta, un appuntamento imperdibile il cui filo conduttore saranno le strategie per poter stabilire il rapporto con il cavallo grazie ad un dialogo reciproco. Il 16 marzo e 17 marzo stage Veneto di crescita per l'attività giovanile con il tecnico Gianluca Palmizzi. Il 20 e 21 marzo l'appuntamento è con il tecnico Nelson Vidoni alla Fenice San Martino Buonalbergo in provincia di Verona con lo stage di volteggio. Il 28 e 29 marzo stage di lavoro in piano per le discipline olimpiche con il tecnico Francesco Zazza. Dal 9 all'11 aprile al Circolo Ippico del Cristallo a Casale sul Sile in provincia di Treviso si disputerà il campionato regionale a squadre. La gara è riservata alle categorie Master e Criterium Cavalli e Pony ed è una delle poche manifestazioni in cui la partecipazione non è a titolo individuale ma in rappresentanza del proprio circolo. In palio per le prime 3 squadre classificate l'affiliazione gratuita per il 2022. Da Equinews è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata.